Jesolo è una vergogna, per chi ci guarda da casa e non lo sa, c'è questa colonia estiva sul mare, spiaggia, sdraio, ombrelloni, giochi, calcetto, destinata da mesi e mesi a 120 immigrati che non fanno niente dalla mattina alla sera, che sono sulla spiaggia, che devono scegliere stamattina quando si alzano. Oggi cosa faccio? Prendo il sole, gioco a calcetto, vado in sala giochi, non profughi, perché i profughi sono la minoranza, immigrati che stanno in questo stabile della Croce Rossa che invece di essere dedicato ad anziani in difficoltà, a disabili, a bimbi che non si possono permettere qualche giorno di vacanza, ospita centinaia di questi presunti profughi e secondo me è immorale nei confronti degli italiani che hanno bisogno. Il titolo espropriamo tra virgolette messo dal quotidiano, è un virgolettato. No, quella è una proprietà privata, io ho semplicemente detto a Jesolo che neghiamo questo titolo? Sì, non puoi espropriare una proprietà infatti, privata. Purtroppo sindaci e governatori non possono dipendono. pochi perché prefetti e ministri passano sulla loro testa. A volte ti arrivano 50 immigrati in paese senza che il sindaco abbia avuto neanche un colpo di telefono. Devi controllare il Ministero dell'Interno. Devi difendere i confini, dare ordine alla polizia, ai carabinieri, alla marina militare, all'esercito di difendere i confini. Quindi per il momento i sindaci della Lega, Zai e Maroni, fanno da argine, controllano, limitano, protestano. Devi essere al governo a Roma. Devi controllare il Ministero dell'Interno e bloccare gli sbarchi. Si può fare? Sì.